92 maestri artigiani del Veneto che mantengono vive le tradizioni e trasmettono alle generazioni future conoscenze e competenze che sono proprie di questo territorio. È per questo che i 92 veneti sono stati premiati per ringraziarli dell'attività svolta a favore della loro terra. Accanto a loro riconosciuti anche 206 luoghi storici del commercio in tutte le province. È un riconoscimento importante. Io tra l'altro ho voluto da sempre firmare ad uno gli attestati proprio perché dietro a un nome, un cognome c'è una storia, c'è una famiglia, c'è un'esperienza, ci sono emozioni, passione, insomma c'è la grande economia del Veneto. Innovazione e ricerca come fari, come linee guida nelle iniziative e nei provvedimenti della Regione. Quanto al futuro, c'è la convinzione di aver sempre spinto verso i giovani per formarli e per impedire che andassero in altre regioni o all'estero. Abbiamo fortemente voluto un piano industriale di sviluppo del Veneto che prevedesse come baricentro l'innovazione e la ricerca. Ovviamente questa può essere fatta innanzitutto dai giovani. Abbiamo destinato risorse importanti per il passaggio generazionale e risorse importanti per trattenere cervelli in Veneto. Una premiazione insomma che è anche occasione per tracciare un bilancio dell'assessorato. Sono stati 10 anni bellissimi, meravigliosi. Io credo che per un amministratore l'onore più alto che può avere è quello di rappresentare i veneti. Tutte le leggi che io ho portato in Consiglio, lo voglio ricordare perché è particolarmente significativo, sono state tutte approvate o all'unanimità o con l'astensione della minoranza. Marcato sottolinea che lascia un assessorato in condizioni floride e con molti progetti in rampa di lancio. Lascio un assessorato in forma smagliante e auguro al prossimo assessore e alla prossima assessora non risultati, ma di avere lo stesso atteggiamento che ho avuto io, di grande passione e rispetto.